tutti voi, ben trovati a un nuovo appuntamento con Family Salute. Oggi inauguriamo un nuovo percorso, una nuova edizione di Anziani in Movimento in TV. E proprio per questo abbiamo in studio con noi Massimo Piubello, presidente dell'Associazione Che Spettacolo. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato. E vederlo qui significa che è tempo di scaldare i muscoli, che si riparte finalmente. Allora, vi dicevo, Anziani in Movimento, questa importante iniziativa che è rivolta agli over 65, siamo alla quarta edizione, un progetto che è appunto sbarcato in TV. Due parole su Massimo Piubello, che abbiamo detto è presidente dell'Associazione Che Spettacolo, imprenditore dall'82 al 2018 nel ramo tessile, quale produttore di abbigliamento sportivo per la pallacanestro, manager professionista nello sport e dagli anni 90 organizzatore di eventi sportivi e culturali. Un bagaglio d'esperienza che è tutto portato in questo progetto Anziani in Movimento. Abbiamo iniziato con Telefriuli questa collaborazione che è andata molto bene. Quest'anno si riparte con quali novità? Ma la novità fondamentalmente è prima di tutto la possibilità di continuare quello che è stato un percorso iniziato l'anno scorso, costretti ad iniziarlo perché la pandemia ci ha colti tutti quanti di sorpresa e di conseguenza abbiamo dovuto adeguare quello che era un progetto nato e vissuto in aggregazione, invece portarlo nelle case dei friulani attraverso la vostra emittente. Le novità sono quelle che cercheremo durante questa stagione di essere un momentino più incisivi nel messaggio che vogliamo dare, attraverso la presenza sempre di esperti che parleranno di varie situazioni a livello scientifico, ma specialmente con la novità di una quindicina di minuti dedicata a delle lezioni vere e proprie di attività ginnica. E questo è molto importante. Abbiamo detto una scelta obbligata a causa della pandemia, quella di arrivare in TV, però questo magari ha dato occasione di rimettersi in moto anche a over 65 che magari tendono a rimanere in casa, che per una qualsiasi ragione non escono. Certo, una situazione che è stata poi acuita dalla pandemia. Il punto di partenza è che comunque anche all'interno delle mura domestiche c'è la possibilità di mettersi in moto e di poterlo fare in sicurezza. Assolutamente, il progetto è nato con un percorso che partiva da una consegna porta a porta di un flyer informativo nel quale c'erano non solo, mi ripeto, delle nozioni scientifiche, ma anche e specialmente degli esercizi da poter fare anche in casa. Il progetto alla sua origine prevedeva l'aggregazione, quindi il portare l'anziano fuori di casa, in palestra piuttosto che all'aperto, per svolgere tutti questi esercizi, ma sono tutti esercizi che si possono tranquillamente fare anche in casa in autonomia, logicamente stando accorti ad alcune piccole cose, come per esempio non avere vicino degli oggetti appuntiti o piuttosto che avere appunto un minimo di spazio per potersi muovere senza recarsi dei danni personali. Naturalmente il nostro non è un invito a rimanere chiusi in casa, anzi, ma quello appunto di mettersi in movimento nella speranza poi naturalmente che si possa presto tornare alla normalità. Però manteniamo i nostri muscoli pronti a questo ritorno alla normalità. Assolutamente sì, l'aggregazione è fondamentale, specie per la popolazione anziana, a maggior ragione dopo il periodo che abbiamo vissuto e speriamo di non vivere più. Noi però in questo momento dobbiamo essere realisti e come siamo stati bravi, mi permetta, a trovare questa soluzione senza inventare l'acqua calda, ma sicuramente dando un'opportunità attraverso Telefriuli di raggiungere peraltro un palcoscenico molto più ampio, ecco che lo invitiamo anche a fare gli esercizi che possono essere fatti in casa, per esempio con una semplice sedia sul letto o quant'altro, ma anche prendersi, uscire nel proprio giardino piuttosto che nel parco pubblico e farlo tranquillamente su una panchina o piuttosto che su un qualsiasi appoggio dove potersi appunto sviluppare queste cose che noi attraverso il professor Bardini andiamo a proporre.
Abbiamo sentito parlare di salute, benessere fisico, salute anche mentale, abbiamo sentito parlare di aggregazione, concetti questi tutti molto importanti che sono il fulcro di questo progetto, e a dimostrazione dell'importanza di questa iniziativa c'è il sostegno ormai storico da parte della Fondazione Friuli. Un sostegno che è storico, ma oserei dire è fondamentale. Fondamentale perché grazie alla Fondazione Friuli, attraverso in prima persona anche il Presidente Morandini, ecco che noi siamo finanziati da 4 anni. Precedentemente lo eravamo anche attraverso la provincia di Udine, per la quale noi eravamo esecutori di una situazione simile, però sicuramente noi parliamo sempre di partner perché alla fine vogliamo creare squadra, vogliamo creare la mia natura di uomo di sport mi porta sempre a parlare di squadra. Fondazione Friuli sicuramente è il nostro allenatore, è il nostro tutto. Parliamo oggi di Anziani in Movimento in TV, naturalmente insomma l'iniziativa esisteva prima della televisione, esiste ancora sul territorio, anzi proprio il legame con il territorio per voi è fondamentale. È fondamentale, siamo presenti in diversi comuni della nostra provincia. Io dico sempre che non tutti i mali vengono per nuocere, di certo non ho inventato io questo detto, però la possibilità che Telefriuli ci ha concesso di raggiungere una platea, mi ripeto, più ampia, sicuramente ci farà continuare con voi e spero che sia un matrimonio che durerà a lungo, ma logicamente non ci blocca nelle nostre attività che facciamo nei vari comuni. Abbiamo lavorato da Lignano fino a Tarvisio in tutti questi anni, in questo momento siamo presenti in diversi comuni. L'invito è a seguirci sul nostro sito che è chespettacolo.info, è un portale dove ci sono diverse attività, fra le quali anche ci sono appunto i corsi di attività motoria specificatamente realizzati e organizzati in vari comuni della provincia per la popolazione anziana, perché la speranza è al più presto di ricominciare a farlo in aggregazione. Ecco, quindi la prospettiva naturalmente è questa, ritornare all'aggregazione, ritornare agli incontri in presenza. Assolutamente sì, vedere l'anziano che esce di casa e si aggrega con i propri coetanei, più o meno giovani anche e quant'altro, è sicuramente uno degli aspetti, diciamo, adrenalina per il mio lavoro e per quello che noi dell'associazione Che Spettacolo stiamo portando avanti da diversi anni. Dico sempre che le più grandi soddisfazioni le ho avute guardando negli occhi gli anziani ed i bambini, perché con la loro semplicità, con la loro cortesia, con la loro spontaneità ti dimostrano se stai facendo le cose bene o meno bene. Con gli anziani poi noi siamo particolarmente attenti, nel senso che cerchiamo sempre di creare attraverso i nostri soci, che sono poi tutti laureati in scienze motorie, che li seguono durante le attività giniche e quant'altro, di creare proprio un rapporto familiare. Addirittura li chiamiamo prima delle lezioni per informarli, affinché non si dimentichino appunto di quello che è l'impegno che si sono presi con se stessi prima che con noi, perché inevitabilmente il fare attività motoria, il stare nell'aggregazione e quant'altro è sicuramente una pillola che può solo ed esclusivamente che fare del bene. Benessere davvero a 360 gradi. Abbiamo raccontato in apertura quella che è la sua esperienza, un bagaglio di esperienza messo a disposizione anche in questo progetto. Sappiamo che lei assieme ai soci, insomma, cura direttamente la regia di questo progetto, ma sappiamo anche che al suo fianco c'è una figura molto importante che avremo modo di conoscere e con la quale parleremo e che sarà peraltro protagonista anche della prossima puntata con l'esperto, mercoledì prossimo. Esatto, prima forse impropriamente ho parlato di Fondazione Friuli abbinandola all'essere il nostro coach. Il nostro vero coach invece è il professor Claudio Bardini, che peraltro ha anche esperienza di allenatore ed è assolutamente un esperto di primissimo livello. Noi della Che Spettacolo ci appoggiamo a lui per tutte quelle che sono le nostre attività in cui c'è appunto la parte scientifica. Claudio è un amico di vecchia data e questa amicizia si è addirittura consolidata attraverso tutte queste operatività che noi facciamo insieme, quindi io seguo tutto quello che è il discorso logistico organizzativo, mentre tutto quello che è l'aspetto scientifico, quindi
cose non da poco, che tipo di esercizi fare, come farli, dove farli, che tipo di nostri soci utilizzare in una situazione piuttosto che in un'altra. Tutti gli esperti che noi avremo, nostri ospiti, durante le trasmissioni qua a Telefriuli, sono tutte persone delle quali lui conosce vita, morte e miracoli, e per me è una garanzia che non ha assolutamente valore. Questo è davvero molto importante, nulla è lasciato al caso in questo progetto, tutto è studiato, il fatto appunto che ci sia un responsabile scientifico spiega esattamente questo. Allora abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione che utilizzerei per spiegare come si svilupperà concretamente questa iniziativa su Telefriuli. Il mercoledì alle 13:15 l'appuntamento con l'esperto, il giorno successivo alla stessa ora le lezioni pratiche, si entrerà veramente nella parte operativa. Sì, all'inizio di questo mio intervento mi ha chiesto quali sono le novità. Le novità sono proprio queste. L'anno scorso eravamo inseriti in un vostro contenitore diverso, sicuramente di altissimo livello. Quest'anno, grazie a voi, facciamo un ulteriore salto di qualità perché entriamo in una trasmissione scientifica e questo ci onora e fa capire che abbiamo assieme lavorato bene, abbiamo avuto grandi riscontri e questo è l'oggettivo e ce ne danno anche il riscontro che abbiamo avuto appunto dalle presenze davanti alla televisione durante la nostra trasmissione. Quest'anno abbiamo voluto essere un momentino più diretti, precisi, per raggiungere nel vero senso della parola le famiglie. E mi piace ricordare che la famiglia deve essere intesa non solo come l'anziano, ma anche il figlio dell'anziano, il nipote dell'anziano, che possono essere per noi e per voi televisione megafono per quello che andiamo a proporre. Quindi 15 esperti che verranno qui e spiegheranno tematiche importanti, molto importanti, però in modo molto semplice e diretto, in modo tale che l'anziano le possa acquisire. E la cosa più importante sono le lezioni che il professor Bardini organizzerà assieme ai laureati di scienze motorie, in cui andremo a spiegare appunto quali sono le cose da fare in casa in sicurezza. Allora ricordiamo per le lezioni pratiche l'appuntamento è il giovedì alle 13:15 con replica lo stesso giorno alle 17:15 in maniera tale che ci sia la possibilità di vederle queste lezioni in una fase successiva, farle praticamente guidati appunto da un esperto e un'ulteriore replica il venerdì mattina alle 11:15, così insomma da dare al nostro pubblico la possibilità di mettersi in movimento sempre insomma con una guida esperta. Grazie allora Massimo Piubello che certamente ritroveremo in questo percorso. Grazie e quindi vi ricordiamo naturalmente il primo appuntamento con le lezioni pratiche domani alle 13:15. Arrivederci.